Nel marzo 2013, all'alba di un sogno, nasce Sardegna Live. Camminare per crescere, dando voce ai fatti e alle emozioni, raccontando la vita nel suo evolversi, mettendo insieme parole e immagini di un'isola che si ama. È questo il presupposto di un progetto destinato a ritagliarsi passo dopo passo uno spazio importante nel panorama dell'informazione digitale. Sono trascorsi 10 anni, caratterizzati da un duro lavoro e tanti sacrifici, alimentati da una grande passione e cementati da un riscontro sempre più vasto che ha qualificato, oltre che quantificato, l'impronta che contraddistingue una testata che poggia su un lavoro di squadra, che riunisce professionisti di livello costantemente aggiornati. Sardegna Live informa e divulga, è presente dove i fatti accadono, amplifica i contenuti e restituisce dignità anche alle più piccole realtà della nostra regione, dà voce, volto e forza alle tradizioni di una terra incantata e ai suoi protagonisti. Sardegna Live è la piattaforma di riferimento per tutto quel che concerne l'informazione in tempo reale, la cronaca, gli approfondimenti, la cultura, la promozione dei territori e degli eventi che si organizzano. Produce e trasmette ogni tipo di iniziativa in diretta streaming, realizza campagne pubblicitarie di successo, speciali televisivi, servizi di social media marketing, con il contributo di professionisti dello spettacolo, della televisione, dell'informazione e dell'intrattenimento. I numeri, da sempre in costante crescita, reali e certificabili, supportano un percorso di credibilità e impegno profuso, di qualità tecnica e professionale, frutto di un investimento di risorse umane, finanziarie e di alta tecnologia. Sardegna Live è uno spazio aperto al tempo che arriva, a coloro che vorranno farne parte, a chi vuole scoprire le cose che avvengono e anche a coloro che andranno a ricercare il passato recente o lontano grazie a un archivio ricco di contenuti e alla portata di un click. Sardegna Live è un mondo che vive per una Sardegna che c'è e che da sempre viaggia con noi. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati, grazie di essere qui. Sardegna Live, 10 anni, un compleanno davvero speciale. Quante storie hanno attraversato il tempo, documentando, creando delle suggestioni, essendo laddove c'era una voce da ascoltare o un'immagine da catturare. Sardegna Live è una bella realtà di questa terra che nasce per l'idea di alcuni giovani. Stasera racconteremo anche un po' di questa esperienza in divenire, perché ogni giorno accade qualcosa e l'importante è essere lì, proprio a fare in modo che quel che accade possa essere poi alla portata di chiunque, quindi non solo informazione ma anche spettacolo e soprattutto bellezza, quella di una terra che abitiamo e che stasera racconteremo anche attraverso la voce, il canto, la presenza di diversi protagonisti che sono qua con noi per fare festa insieme. Allora sapete come iniziamo? Proprio con un canto corale, mettiamo insieme delle voci bellissime che arrivano dalla montagna, una delle corali più rappresentative. Vorrei subito qua i componenti del coro Bachi Sulis di Arizzo, diretti da Michele Turnu. E in una serata dove cercheremo di dare voce alle emozioni, iniziare proprio con un'emozione mi sembra la scelta più giusta, anche perché l'una è un affresco e questo affresco in qualche modo ci porta dentro proprio la bellezza di un canto. Da tanti anni loro hanno intensificato un repertorio che ovviamente poggia sui versi dei poeti, da Bachi Sulis a tutti gli altri, e ovviamente un repertorio che ha saputo fare anche di nuove composizioni ricchezza. Allora vi lascio all'ascolto di Luna, il coro Bachi Sulis di Arizzo.
Michele Turnu, vieni Michele qua al centro, come si dice, cattura questo applauso che va a te e a tutto il coro di Arizzo Bacchisulis. Vi ritroveremo più tardi nel corso di questo incontro e sarà la volta anche di un connubio felice che ovviamente mette insieme le voci nella loro complessità corale con l'autenticità anche di uno strumento, quello delle Laonedas, che ovviamente è identitario e ci rappresenta. Il traguardo di un anniversario testimonia l'approdo di un sogno, di un progetto, di un concentrato di idee che trovano in Roberto e Cristina e nelle persone che ci hanno creduto la forza motrice. Sardegna Live oggi festeggia i suoi primi 10 anni attraversati con la fatica e l'entusiasmo di chi ha dato forma ai desideri e concretezza ai risultati. Voi, ma anche chi ci segue da casa, siete gli ospiti di una festa che corona un'esperienza che ha sfidato tante avversità
con tenacia e determinazione, che oggi consolida una felice realtà che non ha mai avuto e continua a non avere né padrini né padroni, ma solo un fiume immenso di persone che sono entrate in sintonia con un progetto libero e di tutti, che spazia dall'informazione alla cultura, dalle tradizioni allo spettacolo, fino alla produzione e realizzazione di eventi da trasmettere e da valorizzare. Voi siete parte di questo racconto perché senza di voi non ci sarebbe stato. E allora andiamo a cominciare con le parole, con il saluto, credo anche con l'emozione di colei che è la direttrice della testata giornalistica di Sardegna Live, Cristina Tangiano. Eccola qua. Bellissimo applauso per Cristina. Ti lascio in compagnia di un pubblico meraviglioso. Grazie Giuliano, buonasera a tutti, davvero fatevi un applauso. Buonasera anche a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Che emozione, che grande emozione, devo essere sincera. Solitamente nel nostro lavoro non sono contemplati questi improvvisi turbamenti, anzi cerchiamo di mascherare e governare quelle che sono le emozioni. Ma oggi festeggiamo questi 10 anni e quindi non possiamo nascondere la soddisfazione per ciò che abbiamo creato dal nulla e totalmente da soli. 10 anni fa, come avete ascoltato nel video, io e Roberto abbiamo deciso, Roberto, mio fratello, quindi il mio socio, abbiamo deciso di creare qualcosa insieme, di lavorare insieme, di investire tutto ciò che avevamo e continuiamo a farlo. E nel giro di poco tempo siamo riusciti a trovare il nostro spazio, siamo riusciti a trovare il nostro spazio tra le grandi testate giornalistiche regionali e anche a fidelizzare il nostro pubblico. Siamo riusciti a dare la nostra impronta di un progetto forse che a un certo punto è diventato anche troppo grande. Per alcuni 10 anni possono sembrare pochi, ma in realtà in questo lavoro è difficile esserci, è difficile sopravvivere e anche affermarsi con successo. Sono stati anni, devo ammetterlo, non sempre facili, la pandemia anche noi non ha sicuramente aiutato, ma abbiamo superato tutti i momenti di stallo, bui, e l'abbiamo fatto mossi da quel fil rouge che alimenta continuamente la nostra vita professionale, che è la passione. Ed è proprio la passione che noi cerchiamo di trasmettere alla redazione, a tutti i nostri giornalisti. E colgo l'occasione quindi per ringraziarli e salutarli, la redazione di Sardegna Live. Alcuni sono nuovi, altri ci sono da una vita, possiamo dirlo, come Pietro Lavena, che pur non conoscendoci ha creduto subito nel nostro progetto. E poi ci sono quelle persone che magari oggi non fanno più parte di Sardegna Live, ma che voglio ringraziare perché hanno contribuito ad avere slargo la nostra azienda. E quindi poi permettetemi un grandissimo applauso davvero da parte mia per la persona che ci accompagna in questo viaggio, Giuliano Marongiu. Perdonatemi per l'emozione, faccio fatica a parlare, riprendendo un po' il mio discorso iniziale, e voglio fare gli ultimi saluti, che sono ringraziamenti, che sono un po' quelli più intimi, più difficili. Non voglio dare per scontato l'amore, l'aiuto e il supporto costante e continuo dei miei genitori, Anna e Dante. Così come non voglio dare per scontato il supporto di mio marito, un santo. E poi gli ultimi ringraziamenti vanno a mio fratello, un fratello premuroso, un lavoratore instancabile e un artista veramente incredibile. Io ringrazio tutti voi. Per ultimo, grazie veramente per aver accolto il nostro invito. Buona festa a tutti.
Grazie di cuore. Grazie davvero a Cristina. Tra poco daremo spazio alla musica con forse l'artista che amiamo di più in Sardegna da sempre, ma vorrei prima di questa emozione avere il piacere di salutare e di invitare qua vicino a me il questore di Cagliari che ci onora della sua presenza. Un applauso per il dottor Paolo Rossi. Grazie di essere qui, ben trovato, grazie davvero. In tanti avete risposto a questo invito, credo proprio per questo sentimento di vicinanza verso coloro, insomma, che da tanti anni avete visto una squadra di giovani e giovanissimi, cerca proprio di dare voce a ciò che accade. Mi piacerebbe che lei portasse la sua testimonianza e il suo saluto in questa circostanza. Io vi ringrazio davvero dell'invito e vedo così tante persone che testimoniano l'affetto per la vostra iniziativa, per la vostra impresa e il successo che questa ha. Io posso davvero complimentarvi con voi anche perché ho visto una cosa familiare, no? I genitori, il marito, i fratelli, e è veramente, veramente una bellissima cosa. Posso solo dire l'importanza, ma non dico certo niente di originale, però credo che sia fondamentale le televisioni, le testate, l'informazione, l'attività che voi fate e che è uno stimolo. Io parlo per la mia attività di competenza, per coloro che sono chiamati, no, a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia, che hanno questa responsabilità e che hanno uno straordinario supporto in chi fa informazione, perché l'informazione è alla base, forse, no? Sentivo in televisione l'altro giorno l'articolo 21, il diritto di libertà, manifestazione del pensiero, no? L'articolo 21 della Costituzione, credo che sia fondamentale e voi contribuite in modo assolutamente fondamentale a questo nell'esercizio della democrazia per tutta la nostra cittadinanza, le nostre città, la nostra nazione, posso dirlo, io non sono di qua, ma mi sono trovato benissimo in questa, posso dire, un pochino anche mia, che nostra isola. E credo che fare informazione è fondamentale e noi dobbiamo, e lo siamo, essere trasparenti nella nostra azione perché quello che noi facciamo venga in modo chiaro divulgato da voi a tutti i cittadini, a garanzia che l'operato dello Stato, in qualsiasi campo esso avvenga, è nei binari della Costituzione, senza ombre, nella massima trasparenza. Quindi vi ringrazio per tutto quello che fate, oltre che l'informazione, che è, penso, una parte. Ho visto una bellissima introduzione. Vi auguro altri 10 anniversari come questi. Vi faccio grandi complimenti e ringrazio tutti quanti e voi dell'invito. Grazie davvero. Davvero gentile, la ringrazio proprio. Non ho detto il suo nome quando ho parlato di un artista che amiamo particolarmente. Lui ha una capacità, canta da sempre e per tanti, però poi con ognuno di noi sa creare quell'intimità dove le sue parole, la sua musica arrivano e ogni volta è come se cantasse solo per ognuno di noi. Abbiamo preparato un video che possa introdurre davvero la grandezza di questo artista amico della Sardegna da sempre. Guardate insieme a noi di chi si tratta. Le sue canzoni cadono sul cuore come gocce di vita, emozioni che risplendono tra i versi di una lingua che tratteggia poesia, tra i solchi di un'identità che si apre a suoni inediti che scavano nel profondo. La sua voce restituisce intensità a un repertorio che spazia da decenni nei cuori della gente. È considerato il precursore e l'esponente più importante dell'esperienza musicale etnica regionale e i capolavori in lingua italiana che hanno caratterizzato i primi anni di attività gli sono valsi importanti riconoscimenti in campo nazionale e continuano ad essere tanti per la forza e la bellezza con cui hanno attraversato le maglie del tempo. Dion Warwick, Andrea Bocelli, i Bertas e i Tazenda sono solo alcuni degli artisti che hanno interpretato canzoni scritte da lui e non c'è piazza dell'isola che non abbia incantato con i suoi concerti al chiaro di luna. Ospite d'onore e premio speciale per i 10 anni di Sardegna Live, Piero Marras. Applauso per Piero Marras.
al centro della scena e nel cuore di questo spettacolo, di questa festa. Piero, magari dopo ci dedichiamo un momento per parlare insieme, però quella è casa tua, e cioè il luogo dove fai fiorire la tua musica e con la tua voce poi porti sempre belle emozioni. Piero Marras. S'amore mio e su coro, io che so io hermanos, a Samira da Iso, sì che fu in sos affannos. S'amore mio e su coro, io che so io hermanos, a essere cantannos, dai candu del t'adoro. Di era inda di la ne da S'amore mio è sa vida, io che buon sentido, e s'anima de chida, che puzzone in sul nido. S'amore mio è sa vida, io che buon sentido, dai quando se spartida, due deo, Deo so abarrado esquido. Vrore che a ti bello su te su sole frear su mira da battire S'amore mio è sa vida, io che buon sentido, dai quando se sparti da due, s'agarra d'ischido. S'amore mio è su coro, io che so io hermanos, a essere cantannos, dai quando deo t'adoro. Che a te bello a sutta su sole frear zumera da
su sole frearzu Milano da battire Deu. Da battire Dio. È un bel momento questo, un bel momento, mi fa piacere essere qua per celebrare degli amici, soprattutto un'iniziativa, un'impresa. In genere noi non siamo gente da impresa, non siamo gente che investe molto, teniamo forse un tipo di staticità, ci crediamo almeno della vita e la facciamo muovere poco, ma quando incontro questi ragazzi che si muovono con disinvoltura e impegnano quello che sanno fare, investono come ho fatto io sull'anima, allora i risultati si vedono. Mi sembra una cosa molto bella. Sono passati 10 anni, ma mi sembrava ieri che vedevo questi che mi dice, abbiamo quest'idea e di idee si può vivere, anzi senza le idee penso che ci sia una certa carenza in questo bel mondo che stiamo vivendo. Lasciamo che si risponda. Ok. Un bel mondo è così, c'è un sarcasmo di fondo, perché non è un bel mondo questo. Gli ultimi anni non sono stati assolutamente begli anni, la pandemia, la guerra, insomma uno che poi vive di sensazioni, di stimoli, che deve scrivere, che deve avere l'anima prensile per cogliere qualcosa, per non inaridirsi, poi prende dalla realtà, ma spesso rimane fermo perché non viene fuori nulla, o se viene fuori qualcosa è retorico, è troppo... La sofferenza è difficile, ci vuole una sorta di strainamento brechtiano per cantarla, per riuscire, è durissimo farla, e ultimamente il colpo di grazia è venuto questi giorni, con i fatti di Cutro, con la tragedia in mare, Io non so voi, però per me è stato uno shock vedere tutta questa cosa indescrivibile a livello umano, quel mare che si porta, quel mare che a cui noi affidiamo tutto perché è il bene e il male di quest'isola, no? Però in questo caso il mare si è portato via 75 vittime oggi, di cui 30 minorenni, di cui 12 dai 0 ai 12 anni. E tutto questo poi uno lo vive dentro, per cui la musica cosa fa? Non lo so, non può fare forse nulla, forse quello che mi viene spontaneo fare oggi, perché ritengo mio dovere anche ricordarlo in questo, che deve essere una festa, ma conoscendo anche gli amici che mi hanno invitato, so della loro sensibilità e so che interpretare anche il loro desiderio di fare quello che so fare in nome di questi bambini che se ne sono andati. Ho scritto una canzone tanti anni fa che è stata ormai cantata, mi pare una volta, ma di sfuggita, poi è stata interpretata bene dal coro dell'Antoniano di Bologna, dell'indimenticabile Maria Leventere, che si chiama Fra le stelle di un piccolo cielo, dedicata ai bambini. C'è una grande, ma grande città, fatta apposta per tutti i bambini, e le case sono quelle di tanti anni fa,
con cortili, animali e giardini, fra le stelle di un piccolo cielo. E c'è un fiume che corre, che corre, che va, raccontando le storie più belle, che la luna alle lune e nel pozzo cadrà per strappare un sorriso alle stelle di un piccolo cielo. Mi hanno detto che poi questa notte lassù ci sono tutti i bambini del mondo, come un arcobaleno dipinto nel blu, tutti insieme in un gran giro tondo, fra le stelle di un piccolo cielo. Se stanotte sei triste, tu fa come me, chiama tutti i tuoi sogni a raccolta, poi raccontali piano, racconta di te, che c'è sempre qualcuno che ascolta, fra le stelle di un piccolo cielo, fra le stelle di un piccolo cielo, fra le stelle di un piccolo cielo. Piero Marras. Piero, io lo so che a questo punto io dovrei fare una piccola cosa, tu sai che stasera c'è una sorpresa per te, non conosci la sorpresa, però ti abbiamo anticipato che ce ne sarà una. Però tra poco chiamerò anche Roberto vicino a noi, ti posso chiedere un supplemento, un'emozione che una sera ti ho sentito cantare in un teatro di questa città e siamo rimasti tutti rapiti come sempre con il colore delle tue canzoni, con la bellezza delle cose che scrivi, guardandoci dentro e guardando il mondo che ci gira intorno. Tu hai questa capacità davvero di intercettare la bellezza della vita, anche quando ha delle amarezze, dei contrasti. In questo caso basta chiudere gli occhi. Ce la regali? Molto volentieri. E allora un applauso forte. Credo che questo sia un regalo immenso. E poi ho una sorpresa per te. Anche qui si tratta di bambini, i bambini della guerra, insomma, no? Sono questi due bambini che non hanno il destino dei nostri figli, perché vivono, immaginatevi, con quei palazzi che vediamo ogni tanto, purtroppo ci stiamo abituando anche a quello, con inceneriti, dove non c'è più un palazzo, non c'è più nulla, dove un disastro. E immaginatevi dei bambini che vivono in questo tipo di mondo, di ambiente, magari due fratelli, uno grande, l'altro un po' più piccolino, insomma. E chiaramente quello più piccolo è più saggio, nel senso che riesce a vedere tutto com'è, il grande cerca di raccontargli un'altra realtà, insomma. Basta chiudere gli occhi. Piero Marras. C'era una volta la luna con un codazzo di stelle addormentata sul mare. È una gran bella fortuna in questa notte lituana poterla ancora guardare. C'erano sogni di neve e filastrocche di sole da sussurrare nel vento. E i figli grandi dei figli
con quella solita faccia da militante contento. Io non ne posso la vita di questo nostro andare, di questa guerra infinita e dei morti da ammazzare. Io non ne posso la vita di questo camminare in questa terra smagrita dove si ubriaca il mare, il mare, il mare, il mare. Mamma, dovresti vedere come son bello stasera, sembro davvero un soldato. Ho la nevrosi al sedere, lo sguardo dentro un bicchiere e sono tutto sudato. Amore, amore bambino, meglio di un fiasco di vino, ti porto ancora nel cuore. Mi ci vorrebbe un bacino per non avere paura, per non sentire dolore. Io non ne posso la vita di questo nostro andare in questa terra smagrita dove si ubriaca il mare. Io non ne posso la vita di questo camminare in questa terra smagrita dove si ubriaca il mare, il mare, il mare, il mare. Non so se hai capito cosa è successo. No, non lo voglio dire. No, ma lo dico io, perché poi quando si parla di guerra, di cose, io sono talmente preso da queste situazioni che tu mi hai chiesto, basta chiudere gli occhi, ho fatto note lituane, che siamo sempre nello Ma stesso. sono belle tutte e due, quindi io ti ringrazio. Bene. E ti voglio qua vicino a me, Piero Marras. Anzi, sai dove la faremo? Basta chiudere gli occhi. Ti do già idealmente un appuntamento, poi adesso magari a Uta. Ogni anno c'è Ballus, che è il Festival Internazionale del Folklore, no? E lo scorso anno proprio le tue note e le note di questa canzone hanno aperto questo incontro. Quindi potrebbe essere quella l'occasione per vivere insieme. Tra l'altro Sardegna Live documenta e trasferisce la bellezza di quella festa dei popoli un po' in tutto il mondo. Potrebbe essere questa l'occasione giusta, va bene? Piero, allora io intanto voglio vicino a me una persona insomma, che con tutto questo discorso ha molto a che fare, perché credo che lui, sai quando si dice, una mattina mi sono svegliato con una bella idea, con un'urgenza dentro, con la voglia di sfidare l'impossibile e poi insomma oggi siamo qua a festeggiare questi 10 anni e vorrei che salutaste con me Roberto Tangiano. Vieni Roberto. Dopo faremo un intervento come si deve, però adesso ci vuole subito un saluto. Faccio solo una piccola premessa, perché stasera ovviamente onoreremo anche il premio sardo dell'anno e tra poco su questo palco, anzi lo voglio anticipare anche per chi non lo sa, perché oltre quelle telecamere ci sarà
forse il personaggio più amato, più richiesto, milioni di persone seguono proprio le sue incursioni in rete. Dopo sarà sul palco, ma gli facciamo già un bel applauso, Dani Cabras, perché è amatissimo, amatissimo. Ho fatto questa premessa, Piero, perché il premio Sardo dell'anno è un premio che Sardegna Live ha istituito e ogni anno su una rosa di 10 nomi la gente si esprime e vota il preferito. Tu in questo, chiamiamolo concorso popolare, questo sondaggio, non potresti mai entrare, perché per te si può istituire solo un premio speciale dopo i 10 anni, perché tu non puoi essere il sardo dell'anno, perché tu sei il sardo da sempre. E quindi credo che Roberto, oltre che salutare, voglia proprio sottolineare questa esigenza. Sicuramente per questi 10 anni ci siamo voluti fare un regalo. La presenza di Piero Marras ha un suo motivo, ha un suo perché. Nella vita bisogna sempre segnare dei punti e bisogna segnarli con le emozioni e soprattutto con quell'evidenziatore che ti porta e ti riporta indietro nel tempo. Non sono dei ricordi, ma sono delle emozioni che appunto ti danno la prospettiva di un futuro sempre migliore. Piero Marras con le sue canzoni viaggia da sempre. Ci siamo voluti fare un regalo perché questo è l'esempio da imitare, quella musica che scava dentro, quella musica che rimane e soprattutto quella musica che riesce a generare, generazione in generazione, davvero quell'emozione autentica che ci fa essere fieri di essere sardi. Per questo motivo Piero Marras è il nostro sardo dell'anno. No, se tu fossi disponibile ogni giorno mi dicessi queste parole, per me andrebbe bene. Ti chiamo al telefono, me le ripeti, capite? C'è un momento. No, a parte gli scherzi, grazie per aver pensato a me. Insomma, poi posso dire che vi ho visti nascere, per cui poi fate musica. Insomma, è un bel mondo questo che ha vissuto un periodo di crisi un po' lunghetto, però sta riprendendo bene. Insomma, no? Ricordavamo poco fa un grande che si chiama Luigi Lai, che ha più di 90 anni. E che grazie alla musica, vede, questo è un buon augurio, insomma, spero di arrivarci anch'io così. Grazie a tutti voi, grazie di cuore. Grazie Piero. Roberto, allora, tra poco insieme su questo palco, perché insomma entrerai nel merito anche di questo sogno, darai la tua lettura, penso anche con un sentimento di gratitudine nei confronti di chi te l'ha consentita, perché poi davvero quando parliamo di squadra non è solo chi ti affianca in questo percorso, sono i tanti, i tutti che negli anni vi hanno seguito e sono sempre di più. Tra pochissimo su questo palco. Roberto. Allora, io mi approprio di un libro perché in questa rosa meravigliosa dei sardi dell'anno candidati al bellissimo titolo c'era anche una preziosissima e graziosissima presenza. Lei ha origini ogliastrine, Eulassai, lì insomma in qualche modo ha quelle belle radici che ama accarezzare e ricordare. Vive a Cagliari e pensate che qualche anno fa ha pubblicato il suo primo romanzo dove credo ci sia dentro tanto di lei in quel momento, ma poi penso che sia lei con la sua testimonianza a poterci raccontare la bellezza dello scrivere che, come lei dice, germina con lei è dentro di lei. Mi piacerebbe avere qua Angelica Grivel Serra, un applauso forte. Bentrovata. Angelica, tante cose. Tu sei giovanissima, posso chiederti l'età? 23, vecchia dentro però, quindi sono nata vecchia, scusate. 23. E hai fatto già tantissime cose. Una di queste, la voglio chiamare in causa, a parte i premi, i riconoscimenti. Recentemente sei stata nell'Aula del Senato della Repubblica e lì hai parlato, hai dato voce alle donne. L'incontro era su Grazia Deledda, ma la tua forza è andata oltre, perché su quell'esempio tu davvero hai catturato l'attenzione di tutti, hai emozionato. Ci piacerebbe che tu portassi adesso qui proprio un tuo pensiero. Ci vogliamo salutare così.
È un saluto bello importante e anche responsabilizzante, perché parlare di Grazia Deledda non è certo facile e tuttora è anche un po' troppo poco scoperta, quindi credo che sia necessario fare un'indagine su di lei. Quello che ho fatto in Senato è stato semplicemente cercare di raccontare quella che è la mia idea di scrittura a lei correlata. Io scrivo per mestiere, scrivo per passione, scrivo perché scrivere è la mia vita, potrei fare tanti scrivo perché ma ve li risparmio, quindi scrivo perché e basta, questo si ferma qui. Però semplicemente per dire questo, che Grazia Deledda va rivissuta, va riletta, va rivista e rivisitata, reinterpretata. Non lo so, io credo che abbiano scrivere comunque statuario, quindi non è esattamente facile, un po' come inerpicarsi nelle montagne ogliastrine di cui abbiamo parlato, anzi di cui hai parlato tu in realtà. Quindi. E questo è stato una tiara importante indossare Grazia Deledda quel giorno e spero di indossarla sempre in realtà, perché è un po' il messaggio che porto con me quando si tratta di scrivere. Bisogna avere sempre dei maestri e bisogna sceglierli grandi, sempre, e lei è gigantesca, non solo per il Nobel, certo. Noi ti auguriamo ogni bene affinché tu dentro le parole e le suggestioni che riesci a creare con le parole possa ritrovare sempre te stessa e una bella parte di noi, insomma che ci sia sempre questa bella sinergia tra il tuo vedere la vita e il saperla raccontare. Grazie davvero ad Angelica, grazie di cuore. Allora, c'è... Ah, Angelica, vieni. Imperdonabile. Rapito dalla tua bellezza mi sono dimenticato che Pietro Lavena in persona ti porgerà questo omaggio floreale. Quindi ad Angelica Grivel Serra, grazie di cuore. Grazie davvero, grazie Pietro. È forte il legame tra Sardegna Live e i sentieri dell'identità, la forza della nostra lingua che si esprime in tutta la sua bellezza, traponca anche con molto sarcasmo e ironia, perché c'è un altro genio della comicità che stasera è venuto a trovarci, ma Carlo Crisponi, oltre che cantare nella nostra lingua, ogni tanto ama conversare attraverso delle poesie e dei versi che scrive. E oggi alcuni versi li ha voluti proprio comporre in omaggio alla festa ai 10 anni di Sardegna Live. Lo vorrei qua con me. Carlo Crisponi. Eccolo qui. Ben accompagnato dal suo erede. Ti lascio il mio... c'è un motivo? Destino vuole che anche lui oggi compie 10 anni. Ah, quindi se dobbiamo rappresentare l'età anche umana di Sardegna Live, com'è che ti chiami tu? Carmine. Carmine, anche a te piace la musica sarda, la poesia? Non tanto. Ecco, perfetto. Rinnegato il padre in pubblico. Stasera punizione, a letto senza cena, Carlo. Vabbè, ti lascio in imbarazzo con la tua poesia. Carlo Crisponi. Decannos joilosemos contende, dai cando su trivaglio has cominciado. Sardegna Live, cantas cosas has contado e cantas cosas Sergalura contende. Gente in festa contenta ballende, in donzi ida nos has mostrado. Momento feos, finas tes tocado, de contare con vídeos e iscriende. Onore damos a chi e quin riguardo, quin seriedade, intelletto e devozione, onzi die zazentat informado, e a bois puro chi nos has separado, commente luogo, ONU, de informazione, grazie al decoro a su popolo sardo. Grazie di questi versi, Grazie a voi. Carlo. E ancora grazie a Cristina e a Roberto. Anche tu sei parte di questa squadra, Sì. Da amico, collaboratore attivo, affianchi questa bellissima avventura, ma oggi hai voluto proprio respirare dentro queste note delicate che hai dedicato a questa manifestazione, e c'è un po' in tutti gli inviti in sala, l'abbiamo visti anche alle tue spalle. E grazie a voi
per essere presenti. Grazie di cuore. Tu adesso non vorrei essere nei tuoi panni. Grazie davvero, grazie di cuore. Lo consegniamo anche perché abbiamo detto ci sono amici di questa manifestazione che hanno voluto portare la loro presenza, ma anche la presenza di chi rappresentano col loro operato e nel mandato del proprio lavoro. Mi piacerebbe avere qua vicino a me il contrammiraglio Enrico Pacioni, che è alla guida del Comando Marittimo Autonomo Ovest di Cagliari dal novembre del 2022, che in realtà poi segna, venga, le facciamo un bellissimo applauso. Segna in realtà il suo ritorno a Cagliari a pochi mesi dal riassetto ordinamentale che ha portato ad una riconfigurazione del comando della Marina Militare. Grazie per essere qui e mi piacerebbe che anche lei portasse il suo saluto. Innanzitutto grazie per l'invito e per me è un po' ritornare al mio vecchio lavoro. Io sono giornalista, questo forse non lo sapeva, e ho lavorato con questo mondo, il mondo della comunicazione, per 6 anni da capo della comunicazione della Marina Militare, nel momento forse più brutto per il nostro paese, perché la canzone di Marras sul mare, sui bambini, bene, io ho vissuto da capo della comunicazione l'evento che ha portato poi il nostro paese a avviare l'operazione Mare Nostrum, dove la Marina Militare ha salvato migliaia e migliaia di persone. L'evento recente, per me che ho vissuto quella situazione, è tanto, ma è nulla per quello che ho visto. L'ho visto da lontano e l'ho visto anche da vicino come comandante dell'operazione quando avevo finito il mio incarico da capo della comunicazione. Ho salvato personalmente migliaia di persone. Ho nei miei occhi delle immagini che non cancellerò mai per tutta la mia vita, immagini forti. E devo dirvi che il nostro paese ha fatto tanto. Lasciando la Sardegna anni fa, sono andato alla NATO e lì ho, come rappresentante nazionale al comando operativo delle forze NATO a Shape, che è in Belgio, ho percepito anche la visione delle altre 29 nazioni della NATO con cui mi confrontavo ogni giorno. E vi assicuro che l'apprezzamento di quello che ha fatto il nostro paese è veramente riconosciuto da tutti quanti. Quindi quello che abbiamo fatto è tanto, ma quello che ha fatto la comunicazione è ancora più importante, perché io dicevo sempre e continuo a dire, noi facciamo, ma se non facciamo sapere quello che facciamo e non lo comunichiamo nella maniera corretta, è come non fare nulla. Quindi io devo soltanto ringraziare il mondo dell'informazione, ringraziare Sardegna Live, che conosco da ex comunicatore, e ringrazio anche la vostra partecipazione, e far passare questi messaggi è veramente molto importante, quindi grazie ancora per quello che fate. La ringrazio davvero anche per questa testimonianza diretta di una realtà che ci fa soffrire, che stasera abbiamo visto in qualche modo esorcizzata da un'emozione in musica, ma che in realtà ha voluto sottolineare quello che deve essere l'impegno civile di tutti. Informare significa soprattutto alzare il volume di un'attenzione che ci deve vedere tutti, insomma, protagonisti attenti di una realtà che deve andare in una direzione diversa. E noi adesso vogliamo anche sorridere perché sempre in quella fascia di nuovi comici, di intrattenitori che attraverso il sorriso portano ovviamente la leggerezza della loro esperienza nelle nostre vite. Abbiamo il piacere di salutare e vedere da vicino, perché lui solitamente con i suoi video ha modo di proiettare quella che è un po' l'ironia e il sarcasmo, un modo tutto suo di rappresentare la Sardegna. Lui si chiama Danilo Conto e mi fa piacere se ci raggiunge
facciamo un bellissimo applauso. Oh, devo dirti, Danilo, ti do un microfono, se mi fate avere un microfono, che ho un po' paura di te, ho un po' paura e adesso rivelo questi miei timori ad alta voce. Buonasera a tutti. Ecco, perché se noi dovessimo dire a chi non è sardo, e adesso immagino che in tanti ci stiano seguendo anche attraverso Sardegna Live, Teleregione Live, persone non sarde, e cosa significa frastimare? Ecco, se dovessimo tradurre questo termine. Frastimare penso che sia l'augurio più profondo che una persona può augurare al prossimo. Ecco, Sì. ti prego, Scusate non l'emozione, augurarmi mai niente. No, Io no, non no. vorrei essere No. destinatario dei tuoi auguri. Diciamo che questo è il suo contrario in realtà, giusto? Esattamente, sì. Esatto. A quelli che vogliamo molto molto bene ogni tanto gliela mandiamo, Sì. una destinazione. Va bene. Allora, facciamo così, il tuo canale Instagram è partito così quasi per gioco e poi pian piano è diventato un bel mare di seguito, di persone appunto che attraverso questi tuoi contributi sorridono e si divertono. Io non so se credete, perché non abbiamo parlato di nulla, siamo qua. Ci dai qualche lezione, perché sono delle vere e proprie lezioni a volte, sono degli indirizzi, cioè tu hai un destinatario e gli mandi dei messaggi. Diciamo che essendo su Instagram ho molta più libertà magari che in televisione, Sì. quindi l'asticella non so dove mi posso spingere. Ecco. Ecco, Però, sì, tipo ovviamente. le ultimissime lezioni sono state riguardanti i più diffusi nomi in Sardegna, uno dei quali, il primo che mi viene in mente è Lastima, che significa Laura, no? Oppure, non lo so, Malevadadu, corrispettivo italiano di Massimo, insomma questa è la media del mio canale. Avevo un'altra visione della nostra Sì. lingua, ma forse No. è cambiata negli ultimi Sì. tempi. Poi, non lo so, per Capodanno, siccome tutti cerchiamo, le nostre mamme sono le prime, no? Le GIF, le immaginette da inviare agli amici e parenti, lì ho ideato gli auguri per Capodanno. E appunto noi in Sardegna ho spiegato che auguriamo a Kentannoso 90 malaidu e deca per Candamorrere. Ecco. Questo video sì, ha fatelo fatto, questo applauso, sì. fatelo che vi porta bene. Sì. Questo video mi ha diciamo portato bene, ma ha avuto anche i suoi risvolti negativi, perché ho avuto tante persone che mi hanno scritto: guarda che io non sono sardo, ma l'ho inviato a tutti i parenti di mia moglie che è originaria della Sardegna, e mi hanno detto no, non è proprio un augurio bellissimo, però Quindi è una sorta di traduzione simultanea un po' alla Danilo Conto. Sì, Ecco, sì. perfetto. Vuoi porgere il tuo saluto a questa iniziativa? Io vi ringrazio per avermi invitato, mi scuso ancora per l'emozione, ma dal telefonino è più facile. Mi raccomando, salutaci. Buona Vabbè. serata a tutti. Un applauso forte, Danilo. Grazie davvero. Allora, tra poco vi inviterò, saranno 60 secondi ma meravigliosi, perché ci porteranno con molto ritmo dentro delle immagini che secondo me ci rimarranno dentro, perché è difficile condensare in così poco tempo la bellezza, insomma, di un lavoro che stasera stiamo celebrando. Però ho un altro piacere da condividere con voi, e sono i saluti del generale di brigata Stefano Canu, comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, e ringrazio e invito vicino a me il tenente colonnello Domenico Tortora, che è capo ufficio reclutamento e comunicazione del Comando Militare Esercito Sardegna. Lo invitiamo qua vicino a noi, vorrei farle un applauso e salutarla e ringraziarla per la sua presenza. Grazie a voi dell'invito. Purtroppo il comandante generale Scanu, non Cano, Scanu, per impegni di servizio è stato chiamato altrove e quindi non è potuto essere presente. Sì, capo ufficio reclutamento e comunicazione, dove qui in sala c'è anche il capo sezione della comunicazione, il collega Andrea Cocco, dove mi ha parlato sempre bene di Sardegna Live, una collaborazione sincera, da professionista,
e una bellissima collaborazione. E vi ringrazio veramente per tutto quello che fate. Grazie ancora. Grazie di cuore, la ringrazio e porti i nostri saluti al comandante Scanu. Grazie davvero, grazie di cuore. Allora facciamo così, 60 secondi di bellezza, questo video, la musica che incalza, Sardegna Live che comunica e ci stiamo avvicinando alla consegna del premio Sardo dell'anno e a questo ragazzo che insomma con le sue meraviglie davvero sta portando simpatia ovunque. Guardate questo video. Fin dalla sua prima ora, Sardegna Live ha potuto contare sul supporto e sull'aiuto concreto di chi da sempre la Sardegna la racconta con dovizia e rispetto. A lui dobbiamo tanto, ci ha aiutato a crescere e nelle situazioni più difficili, invece che tirarsi fuori, si è schierato in prima linea, proprio al nostro fianco. E in occasione dei 10 anni di Sardegna Live che abbiamo pensato, vista l'importante ricorrenza, di rivolgere a lui il nostro grazie più sentito. Premio 10 anni di Sardegna Live a Giuliano Marongiu per aver creduto nel nostro sogno e averlo alimentato con sincera amicizia, grande professionalità e immensa passione. Vi giuro, cioè non so cosa ve lo giuro, non è una cosa che mi sta anche mettendo un pochino in imbarazzo e fatemi un applauso perché adesso ne ho bisogno io. La cosa più bella è che le persone molte volte ci passano vicino e non si dà l'importanza che le persone invece meritano. Vi posso garantire che Giuliano può entrare in qualsiasi paese della nostra Sardegna, tutti gli aprono le porte in modo spontaneo e in modo autentico. Quel passaggio televisivo diventa casa, diventa famiglia e io sfido chiunque a riuscire ad avere la sua sensibilità, ma soprattutto quelle porte aperte di un'intera Sardegna che ogni giorno gli dice grazie e noi questo grazie glielo diciamo così. Terribili davvero, grazie di cuore davvero per aver creduto nel nostro sogno e averlo alimentato con sincera amicizia, grande professionalità e immensa passione. E mi dovevate pur far piangere, meno male che tra poco arriva lui e spazzerà via anche questa leggera, come posso dire, non lo so, emozione. Grazie davvero di cuore. Ma adesso posso fare quello che stavo per fare? Okay. Ah? Sì. Ah, non c'è il video, era uno scherzo? Cioè, mi hanno scritto nella scaletta, un video 60 secondi meravigliosi, eccetera. E allora facciamo una cosa. Adesso tocca davvero a lui e come vedete anche chi vive di parole a volte ha delle difficoltà a trovare quelle giuste. Lo abbiamo salutato prima. Davvero lui ha avuto questo sogno e poi lo ha portato avanti, continua a farlo. Lo ha detto bene prima Cristina, tra 1000 difficoltà, ogni giorno ce n'è una, ma forse è proprio quella sfida che rende possibile questo sogno. Quindi mi fa piacere ascoltare dalla voce di Roberto Tangianu quello che ha da dire per questi primi 10 anni. Un applauso a Roberto Tangianu. Per la prima volta mi affido a un testo per leggere qualcosa che ho scritto e che ovviamente attraverso le emozioni racconta più o meno quella che è stata da sempre la nostra vita. E spero anche di farcela. E con un semplice grazie che questa sera voglio salutare tutti voi. Può sembrare scontato, ma non è così. Infatti è la forza che muove questa parola a renderne ancora più forte il suo significato. Cicerone diceva che la gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. E io con gratitudine profonda voglio accompagnare il mio pensiero verso chi in questi anni ha creduto in noi, anche quando le idee, i progetti e persino le intenzioni sembravano addirittura un'utopia. Ricordo quando, in occasione delle prime trasmissioni che dovevamo trasmettere in diretta, per il collegamento satellitare utilizzavamo un'antenna piazzata su un'improbabile struttura di ferro che andavamo a puntare in direzione del satellite con tentativi affidati un po' al caso, ma tanto davvero alla fortuna. Non potevamo permetterci sofisticati sistemi, ma ogni volta trovavamo la soluzione possibile per poter realizzare
ciò che ci serviva. I primi 10 anni di Sardegna Live sono il racconto di una grande passione che oggi ci porta a tagliare idealmente il nastro di un'importante ricorrenza, una di quelle passioni spinte al parossismo, un amore puro e anche concreto. Per la stima con cui accompagna il lavoro di ogni dipendente di questa società, di ogni suo collaboratore e di tutti i professionisti che ne fanno parte, mi sento di dire che ognuno ha dato sempre il massimo per raccontare i fatti che diventavano cronaca e informazione, per amplificare le voci della gente che assumevano i contorni di una storia o di un'emozione, per dare visibilità ai piccoli eventi che avevano la stessa dignità di quelli che da sempre sono considerati più grandi. In qualche modo, la storia di Sardegna Live rappresenta i principi e i valori della mia famiglia, solidi e istintivi. In questo progetto penso di aver riposto energie e tanto sacrificio. Potrei riassumere quanto vale per me Sardegna Live utilizzando le parole di una bella canzone, quando dice: è tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato. Tengo a sottolineare ancora una volta la mia riconoscenza per tutte le persone che in questi 10 anni ci hanno sostenuto anche con una semplice parola di conforto. Non è necessario né fare i cognomi, neanche nomi, perché sono sicuro che le mie parole arriveranno nei cuori di coloro che le avvertiranno sincere. Vorrei però evidenziare un pensiero da rivolgere ai miei genitori. Sempre al mio fianco, quando si trattava di condividere la gioia per un risultato. Sempre al mio fianco quando si trattava di condividere la gioia per un risultato e con maggiore energia quando lo sconforto sembrava avere il sopravvento. Il non sentirsi mai soli aggiunge forza al coraggio e ci consente di non cadere anche quando le avversità sembrano soccomberci. Grazie a Cristina e al suo temperamento, da subito ha deciso di camminare nel buio accanto a me, in questo progetto e nello stesso grande sogno. Mi capita spesso di guardare le spalle per ripercorrere le strade che ho intrapreso. Ho sempre lasciato da una parte la normalità delle cose per cercare le emozioni più belle. In ogni singola parola ho provato a costruire pensieri che andassero al di là delle righe, per provare a riflettere, capire e ragionare. Ci ho creduto sempre, anche quando alcune porte della vita si chiudevano e i muri si innalzavano. Mr. Rain, nel suo brano sanremese, parla dei supereroi. Sappiamo bene quale significato abbiano quei versi e io oggi voglio riprenderli, perché in quel siamo invincibili vicini ritrovo il senso della vita che in un modo o nell'altro accompagna la nostra esistenza. Voglio congedarmi col tentativo di regalarvi un'emozione attraverso il suono di una vita, un amore autentico, e il canto, che è l'amore, lo racconta nella sua declinazione più bella. Non potrei posare. Buon compleanno Sardegna Live. Vieni Roberto al centro, vieni, poi prendi le Launeddas. Fategli un applauso meraviglioso. Io lo sapevo che andava a finire così, perché anche se oggi è l'occasione di una festa, poi c'è dentro tutto il lavoro e le 1000 gratificazioni, ma anche la sofferenza che ha portato, insomma, a questo risultato. Per cui essere arrivati a questo primo traguardo, immagino che muova le corde più intime, più sensibili, insomma, di chi le ha vissute tutte quelle giornate, insomma, fino ad oggi. Ma la cosa bella è che le testimonianze che sono qua oggi sono qui per dire bravi per quello che avete fatto, auguri per quello che continuerete a fare. Credo che sia questo poi il messaggio che vogliamo mandare a Sardegna Live e a voi che avete creduto in un sogno. Ha annunciato questa bella emozione. Gli amici di Arezzo sono tornati sul palco e questa volta per questo intreccio di voci e di canne, di suoni e di magie, con queste melodie che ci appartengono. Guardate che il momento è davvero suggestivo e nasce qui, questa sera, per questa occasione, con le Launeddas di Roberto Tangiano
è il sodalizio di Arezzo Bacchi Sulis diretto da Michele Turnu. No poto reposare. Grazie davvero. Nicola, dove sei? Eccoti qua. So che avete un piccolo pensiero per gli amici di Sardegna Live. Dopo, perché ovviamente adesso eri concentrato nel lavoro, però lo voglio almeno annunciare, tra poco insomma faremo questa consegna. Mi sento protetto davvero dalla bellezza di queste voci. Saluto anche il sindaco di Arezzo che è parte di questo sodalizio. Un applauso a Paolo Fontana. Saluto il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, il sindaco di Mandas, Umberto Opus, e poi insomma completerò i miei saluti. Vi chiedo una compagnia, un secondo solo, perché voglio anche portarvi i saluti del direttore interregionale Roberto Chiara, e ringraziamo la dottoressa Orsola Apice che è in sala dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. E poi volevo portare i saluti di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, Arcivescovo di Cagliari, e del Vescovo di Nuoro e Lanusei, Sua Eccellenza Monsignor Antonello Mura. Stiamo per entrare nel vivo del premio. Io vi congedo e vi ringrazio davvero di cuore. Grazie per essere stati qui, a Michele Turnu e a tutti i componenti del coro Bacchi Sulis di Arezzo. Però vorrei qua, e questo è un fuori programma, lui è generale dell'esercito in pensione e mi fa piacere ovviamente catturare proprio la sua emozione, credo, un suo pensiero, perché Roberto lo ha richiamato nel suo discorso. E io c'ero quando è nata Sardegna Live e ho visto davvero con quale premura questo genitore accompagnava questo sogno dei loro figli accanto, proprio vicino a loro, sempre, come da sempre. Dante Tangianu, la prego di raggiungermi per un saluto, mi fa davvero piacere. È un fuori programma e poi devo mandare il video che introduce l'ospitatesissimo di questa serata. Ha piacere di portare il suo saluto e il suo pensiero.
Buonasera a tutti. È un brutto tiro questo. Solitamente in famiglia in qualche modo non si fanno riserve riguardo alle sorprese. Però qui, caro Giuliano, non l'avevo messo io in conto questo aspetto, nonostante la mia anagrafe poi, no? E fermandomi sull'anagrafe dico una cosa, che trattenere l'emozione in questi casi, dopo questi richiami che ne hanno minato la tenuta, a questo punto è dura, però insomma mi sono, come dire, anche l'esperienza ci aiuta da questo punto di vista, no? Ecco, i miei figli sono giovani, quindi insomma li ho visti abbastanza emozionati, però con l'età anche quell'emozione che ci sarà sempre, comunque probabilmente anche sempre più profonda, però insomma saranno gli effetti della buona stagionatura, no? E dunque io ho vissuto con i miei figli questo tipo di esperienza, dopo che naturalmente da genitore io e mia moglie abbiamo naturalmente anche condiviso le apprensioni, non solo loro, ma anche nostre. Le apprensioni dovute ad aspetti che quando si è giovani, in relazione alle scelte, al futuro, trovano i genitori spesso impreparati rispetto a che cosa? Rispetto alle sorprese quotidiane dei figli che crescono, che si evolvono, che esprimono delle valutazioni che non sempre sono in linea con quelle dei genitori, ma d'altra parte dai figli ci si aspettano anche sorprese. Ebbene, una di queste però la voglio raccontare. Ne parlavo poc'anzi, anticipando quasi, no? Con l'ammiraglio, col tenente colonnello Tortora. Ebbene, dopo la maturità, Roberto termina il liceo classico e in casa ci aspettavamo una carriera militare che lui condivideva. E si era lì in prossimità proprio di questo sbarco, diciamo, no? Nel mondo delle stellette. Improvvisamente, mi ricordo che io il 28 gennaio c'era questo concorso, al 1° gennaio la notizia era: ho cambiato idea. Ah, cambiato idea. Vabbè, sentiamo l'idea nuova. Voglio restare in Sardegna, mi piace il giornalismo e mi piace la tradizione musicale, quella che io ho ereditato da te, che è partita da mio nonno, no? Così. Ora, di fronte a queste idee molto chiare, benché manifestate così all'improvviso, i genitori che fanno? I genitori si limitano ad ascoltare e ad assecondare, ma non perché sono costretti ad assecondare, perché vedevamo che era comunque una scelta, per quanto improvvisa, ma che veniva fuori dall'interiorità di Roberto. E allora non abbiamo riflettuto un attimo, abbiamo assolutamente condiviso un aspetto, una manifestazione di un futuro rappresentato in quei termini, che confesso assolutamente non ci metteva in difficoltà, cosa che poteva essere anche comprensibile. Cristina naturalmente è cresciuta così nello stesso ambiente, però lei, al contrario del fratello, non manifestava particolare attenzione riguardo a ciò che era l'anima quotidiana, no? La musica, le launedas, e neppure ciò che poteva essere influente riguardo allo status mio di militare. Quindi lei era abbastanza distaccata,
ovviamente noi quando facevamo queste considerazioni, ma effettivamente qui a casa l'aria è questa, però tutto sommato lei non mostra alcuna attenzione, alcuna sensibilità, diciamo così, no? Però in realtà non era così, perché lei incamerava, metabolizzava sino al punto in cui, ecco che capita un fatto, un evento. Con i miei amici del gruppo dell'orchestra delle Launeddas, l'associazione Concordia a Launeddas, dovevamo andare in Vaticano per suonare alla Sala Nervi, quando serviva la presenza femminile per esigenze di coreografia. A quel punto si parlava, ma chi ci sarà? Ecco, cosa valutavamo, insomma, sulla presenza di 2 ragazze. Quando lei, parlandone anche a casa, sentiva di essere esclusa da questa prospettiva che ci avrebbe visti i protagonisti alla Sala Nervi, allora, senza nessuno, ovviamente, spontaneamente, senza timidezza, senza riserve, dice: e io, perché ci sono qui? Sì, ho detto, c'è un piccolo problema, che lì la coreografia deve rispettare dei tempi in relazione ai diversi brani che verranno eseguiti. Tu come fai, non conoscendo la dinamica, no? L'evoluzione musicale in base alla quale poi le ragazze si dovevano spostare, eccetera, eccetera. Dice, ma io so tutto, facciamo le prove. E quando noi pensavamo davvero che lei non ci dedicasse una minima attenzione per ascoltare, per sentire, o magari anche perché è ossessionata, no? Quotidianamente da queste musiche, al momento in cui facevamo le prove, ecco che lei aveva perfettamente idea, applicava tutti i passaggi riguardo alla tempistica relativa alla coreografia che ci sarebbe stata poi a distanza di una settimana. Da quel momento, naturalmente, il gioco era fatto, insomma. Subentra la passione, certo lei non suona le Launeddas, non le ha suonate, anche se si è avvicinata in una circostanza con un'amica del liceo per imparare a dare il fiato continuo, no? Però tutto si perse lì. Cioè resta il fatto che a quel punto quelle radici familiari fatte di continuità, di un'anima che non si perde mai, ecco che non poteva non coinvolgere anche lei. Era inevitabile, diciamo così. Per cui sposa 2 cause, anche lei, fatalmente, ma mica fatalmente, per destino, diciamo, segnato, il giornalismo e quella partecipazione che si vede adesso riguardo alle rappresentazioni che Sardegna Live manda in onda, no? Ecco, lei ha dentro, insomma, le nostre tradizioni, ai nostri valori, li ha fatti propri, ma perché è nata in questo ambiente. Poi naturalmente tutto questo ascendente che comunque aveva ma che non manifestava, resta il fatto che comunque faceva i conti con un'altra sua propensione, quella del fratello, per il loro futuro, il giornalismo. Grazie. Grazie Dante, grazie Dante Tangianu per questa preziosa testimonianza. Lo diceva il questore all'inizio, no? Questa idea di famiglia che unisce le persone forse arriva anche alla gente. Questa è una chiave sicuramente del successo di Sardegna Live. Queste immagini, e questa volta non ci saranno scherzi, ci introducono alla presenza dell'ospite, insomma, che tutti stiamo aspettando questa sera. Guardatelo nelle sue incursioni in rete. Un applauso per Dani Cabras. Dani Cabras, professione TikToker. L'istrionico 28enne di Domus de Maria è riuscito a trasferire la sua passione di una vita, quella di intrattenere e far divertire, a un pubblico sempre più vasto e variegato, ottenendo così una straordinaria popolarità. A lui il merito di aver saputo caricaturizzare le dinamiche che appartengono alla quotidianità domestica di ognuno di noi, trasformandole in pillole social che fanno sbellicare dalle risate 4 generazioni di utenti.
Tutto iniziò con le conversazioni fra Gagge e Cagliaritane, poi il cast di personaggi è divenuto sempre più fitto. La madre polemica, il padre annoiato, il figlio combina guai, il cuginetto rompiscatole e tante altre comparse a seconda della situazione rappresentata. Oggi, fra TikTok e Instagram, Dani Cabras può contare su una nutrita base di quasi 5 milioni di follower e un futuro tutto da scrivere. Vince il premio Sardo dell'anno 2022 Dani Cabras. E invitiamo Dani Cabras a raggiungerci sul palco. Più forte, più bello l'applauso. È un po' tutto bagnato, c'è uno straccio, ragazzi. Qua tutti avete pianto, però complimenti, no? Avete veramente emozionato pure me. No, grandissimi, wow, grandissimi. Devo dire che sono veramente brutto, dettomi dal video. Non pensavo così tanto, invece, wow. Complimenti a me, alla mia bruttezza, al brufolo soprattutto, che si vedeva bene. Però Bello. devo dire che questa bruttezza, questo brufolo e questi personaggi che tu, insomma, interpreti con la loro semplicità. Metto così di lato così non si vede il brufolo. Non so se si fosse capito. Questo tuo fotografare, no? Una realtà che poi ovviamente estremizzi e porti dentro il tuo racconto, è riuscita poi a entrare nelle case di tutti. E la cosa bella del tuo successo è che i giovanissimi ti seguono, ma non solo, perché poi piaci veramente a tutti. Lo dicevamo prima, no? Le diverse generazioni ti accompagnano. Domus de Maria, da lì parti. In realtà avresti dovuto fare un'altra attività perché a quella ti stavi preparando, no? Perito... Bagnino? No, devi fare il perito, cos'è che dovevi fare? Tu sì, sono perito elettrotecnico. Invece poi... Non lo direbbe mai nessuno, però sono un perito elettrotecnico. Qui un lavoro serissimo. So smontare le lampadine, so farlo bene, devo dire, mi autocelebro su questo qua. Che dire, però la vita è tutto... Ho 28 anni, io non ho vissuto nulla, però da quel poco che ho vissuto ho detto... Wow, cioè da un diploma da perito elettrotecnico diventa magari un... com'è nata questa cosa qua? Traumi Giuliano, traumi. Cioè, mamma, scusami, però è vero, sono traumi che in realtà ho trasformato in divertimento puro, cioè uno specchio della realtà, no? che succede un po' a casa nostra, ok? Facendolo vedere sia dalla parte ironica che la parte un po' riflessiva. Perché uno ci ride, però poi ci pensa, ma sono veramente così, non è tanto... E quindi c'è sia quella parte divertente che quella parte che ti fa pensare un po'. Come si monelle, chiama? le mamme, tutte come si monelle. chiama la tua vera mamma, non quella che vediamo ogni tanto al tuo No, fianco? mo Giuliano vuole sapere dimmelo, tutto. lo voglio sapere. Intanto ti faccio un nome a caso, potrebbe essere giusto. Ah, ok, non lo vogliamo dire adesso. Claudia, sì. E lei cosa ne pensa dell'alter ego? Mamma, mamma ha avuto, ha soprattutto tanta pazienza perché, non lo so, sopportare un figlio come me non deve essere facile. Tra le tante cose, voglio ricordare questa cosa, lui mi ha presentato a... Scusa, lo devo dire. Sì, allo Zecchino d'Oro. Lui mi ha rimproverato perché... No, non è che ti ho rimproverato. Giuliano, è bella come cosa. Mi ha ricordato una cosa che è io stato non 54 anni fa, però vabbè, è una cosa per abbastanza... tanti anni ho presentato lo Zecchino d'Oro a Domus de Maria, il suo pezzo. Che bello. Ma mai io così. Indovinate chi mi ha fatto andare? Mamma, vai a cantare. Io bello, così. Bravo. Tu non volevi? No. Quindi uno dei primi traumi sono stato io per te. No, ma io ti sentivo, tu eri un bravissimo intrattenitore, quindi era semplicemente bello perché c'eri tu, gli altri bambini che cantavano. Sei grande. Tra l'altro questo ragazzino qua ha vinto anche Generazione LOL, Chi ride fuori, quindi questo è un altro grande successo. Milioni di follower. Prima parlavamo con Andrea Vadilonga e mi diceva, guarda, lo spettacolo, la comicità si sta spingendo in quella direzione. Uno come Dani Cabras davvero sta aprendo la porta anche ad altri, perché davvero la sua comicità insegna una cosa, che quando ti inventi la vita, ti inventi un modo nuovo anche di interpretare una forma d'arte, la capacità di intrattenere, farne diventare una professione come è accaduto a te, veramente poi si diventa personaggi positivi. Che cosa ci aspetta il destino? Cosa c'è dietro l'angolo? Ci sono tantissime cose che ancora sono come si dice, in fase di sviluppo, però sono delle cose talmente grandi che, ne so, fino a un anno fa
non avrei nemmeno potuto immaginare, perché sono, ti giuro, talmente grandi, sono non orgoglioso di più, anche perché il merito secondo me è tutto di loro, delle schiave, cioè delle mamme che comunque mi hanno portato ad arrivare qua, su questo palco, a vincere soprattutto. Ma voglio fare un piccolo sondaggio. Quante mamme ci sono oggi? Alziamo la mano? La destra, la destra? Visto, sono belle perché voi ti ascoltano, fanno cose senza senso, sono bellissime, le amo, cioè, veramente, le amo. Io lunedì vado a Duomo de Maria, devo conoscere Claudia. Io devo intervistare lei, non il figlio. Non lo so, ma lei è timida in realtà. Quando vede gente strana, guarda dalla porta. No. E chiude, tranquillo, non è... Povera mamma. Io faccio stereotipi, cioè esagero nel video, non è proprio... Tu adesso, tra l'altro, la tua attività ti porta... Vivi a Milano, se non ho capito male? No, in realtà... Ti dividi? Vicino a Roma. Ah, vicino a Roma? Sì, vicino. si chiama Aprilia. Mi sposto avanti e indietro, però devo tornare in Sardegna. Io se sto 20 giorni fuori devo farmi almeno una settimana in Sardegna, perché mi mancano sistemare tutto, sistema, perché altrimenti non vivo, cioè se non mi sgrido. C'è qualcuno in sala che vuol fare una domanda a Dani? Può averne facoltà in questo momento. Apro 1, 2, 3 fino al 5. Andiamo in chiesa. C'è qualcuno, una curiosità? Vieni qua a dirla, non ti ho sentito. Non ho sentito. In Tua che via figlia abiti? Via Dalmazia. Ma davvero? Dalmazia 17. Siete vicini Devi di casa? mandarmi qualcosa, non lo so. Sei un corriere. Non lo so. Allora, Dani, puoi fare tutto quello che vuoi, dire quello che ti sembra opportuno dire e fare, però mi piace che Cristina Tangiano e vorrei anche Roberto sul palco adesso ti consegnassero il premio sardo dell'anno 2022, Che Dani bello. Cabras. Grazie. E come direbbe mia madre ora, tanto c'è la schiava che deve spolverare. Un lavoro in vai più. mamma, il lavoro per te, vai. Dani, sei contento? Sai perché è bello questo premio? L'ho detto prima, perché non c'è una commissione tecnica, quei 4 che si radunano, decidono il premio, spesso a quello che conoscono, a quello che devono... Vi ho pagato. Esatto. Questo è un premio che arriva da loro, da quelli che hanno visto il tuo nome e hanno detto click, è lui che deve vincerlo. Che emozione, non lo so. Io lo spiego spesso, quando tu fai un video, quando tu stai sui social, tu vedi i numeri, semplicemente. La vera soddisfazione è poi andare in giro, le mamme che ti fermano, soprattutto, io non smetterò mai di dire che io amo le mamme, e quando ti chiedono la foto sono micidiali, cioè prendono quel telefono che sembra anche che non sia loro, perché dove la telecamera, dove non trovano mai niente, sbloccano alzate, fantastiche, timer di 15 minuti prima che scatta, però è bello così. Secondo me è stato grazie alle mamme che ho vinto. Sono loro sì, secondo me anche in questa occasione. Siete le mie patatine, mamme. Grazie davvero Dani. Cristina, vuoi dire una cosa? Mi piacerebbe avere Roberto qua sul palco con noi. Ci hanno chiesto se hai piacere, dopo, adesso stiamo per terminare, qualche foto con te. Ci sono 2000 persone pronte a mettersi in fila, non hai fretta, facciamo no? sì, 1,50 € a testa potrebbe andare. Mi piace l'idea, facciamo un bel regalo. Facciamo metà. Cristina. No, intanto grazie per essere qui, aver ricevuto e preso questo premio. Complimenti, davvero, ci fai ridere tantissimo, non solo alle mamme, quindi continueremo a seguirti sicuramente. Grazie. Ma grazie a voi che mi sostenete, tanto io faccio, ma siete voi che mi sostenete, quindi il grosso lavoro lo fate voi. Io cerco semplicemente mi diverto, no? Quindi per me lo reputo facile, tra virgolette, però il grosso del lavoro lo fa la gente che mi segue, che mi supporta e mi scrive dei meravigliosi messaggi, mi manda foto dei piedi, bello, sono tante cose tutte insieme che è veramente bello, grazie veramente, no, a parte gli scherzi, grazie, bello. Stasera forse abbiamo capito Ora un po' di più, anch'io. abbiamo capito un po' di più stasera, Dani, le ragioni del tuo successo. Forse piace proprio questa tua semplicità, questa tua immediatezza che poi arriva anche nelle cose che fai, che costruisci da solo, nel tuo spazio.
Sì, no, io devo ringraziare il mio staff, perché Esatto. alla fine sono Però loro. dire, la mente è quella, no? Sì, io non faccio altro che rimproverare tutto il mio staff, perché ora lo spiego, cioè, sono io che lo faccio, non sono, perché tanti mi dicono siete bravissimi. Sono io, cioè con brufoli, senza, sono io. Non so perché, però è bello, è un complimento, perché uno riconosce che è come se fossimo in tanti. Cioè, complimento in realtà, vero Cristina? Sì. Giusto. E chi è che vuole fare la domanda? Ah, Rita. Vieni qua, Rita, perché così... Vieni, Rita, dai. Perché così non parla... Vieni, allora, dai, ti do il microfono siamo almeno, amici, vieni. non succede ecco qua, niente. dimmi. No, vorrei non dire volevi che dire. questo premio sicuramente lo devi comunque condividere con tua mamma. Vorremmo lo devi sentire... pulire, no? Figurati se non lo condivido. Vorremmo sentire i ringraziamenti di tua mamma, così in diretta. Cosa ci direbbe? Anzi, Cosa ci direbbe direbbe? loro? No, Tiziana, questo in testa glielo diamo. No, è bello duro anche. Veramente fa belle effetti. Hai capito cosa che vorrebbe che tu... Ho lasciato gli attrezzi in bagno. Non so se rende. Diciamo così, facendo finta di girare, cosa direbbe? Dai, ma adesso chi deve sistemare tutte le sedie? Chi le deve sistemare tutte? Guarda, avete sporcato questo pianto, tutto sporco. No, portano pure l'attrezzo. Capito, è furbo. Mettimelo. Metti, ormai c'è... Vai. Ma dimmi tu, cioè, gli stiamo rovinando la carriera in 30 secondi. Guarda, ti hanno fatto pure sta... Ecco, dammi il premio, te lo rido. Che profumo usi, Rita? Vai. Adesso vieni qua. Vieni qua. Come andavi a scuola tu? Vai, sì, non mi interessa, dovevi andare male. Allora, grazie a tutti. Io cosa devo dire? Non lo so, mi ha portato mio figlio qua, mi sono trasformato. Cosa devo fare adesso? Tu sei quello lì di... Aspetta, quello che ha fatto... Non dirmi anche tu di Videolina, che mi dicevano così per tanti anni. Ti guardavo sempre quando ero ragazzina, ma non... Mamma mia, quanto sei carino. Grazie. Non mi spingo alto perché guarda, altrimenti ti salterei addosso. Oddio, mamma, scusami, non dice queste cose, Claudio. Un applauso forte. Grazie Rita. Grazie. Questa è mia. Dani. Anche di Marco, è buono. Grazie davvero, grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Dani Cabras. Ciao a tutti. Ciao. Roberto, siamo davvero alle battute finali. Una serata bellissima e ovviamente a te proprio il saluto di chiusura e ci lasciamo poi con una canzone bellissima. E sapete perché è bellissima? Perché la canto io insieme a Laura, ma soprattutto perché ci sono le immagini realizzate da Sardegna Live, che insomma è un altro di quei momenti, di quelle declinazioni che voi avete servito in questi 10 anni. La cosa più bella quando ci si saluta è rimandare poi a un altro appuntamento. La nostra speranza è quella, in questi 10 anni, quindi quest'anno, di organizzare un grande concerto. In sala ci sono tanti artisti con cui condividiamo davvero la nostra vita. Io li ringrazio davvero tutti per essere qua questa sera. L'appuntamento non si sa tra quanto, però sarà magari in un teatro per raccontare la nostra musica e farlo come facciamo sempre, attraverso le emozioni più belle. Grazie a Giuliano Marongio. Grazie a Roberto Tangianu e come diciamo sempre alla chiusura dei nostri spettacoli, buona? Buona? Tante non so quale vorresti usare. No, buona Sardegna a tutti. Perfetto. Buona Sardegna a tutti, Noi grazie. diciamo invece, chiama la Sardegna, viaggia con noi. Grazie di cuore, sono Sdemaia. Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. L'Inna sarda
zia.